Dopo un'ora e mezza di Camera di Consiglio è arrivata la conferma. La Corte d'Appello di Venezia ha ribadito punto per punto la sentenza di primo grado, confermando l'ergastolo per Sergej Margesci, il 39enne moldavo responsabile dell'omicidio di Giacomo Gobbato. La sera del 20 settembre 2024, in Corso del Popolo a Mestre, Gobbato, conosciuto da tutti come Jack, venne accoltellato mentre cercava di fermare una rapina ai danni di una donna, insieme all'amico Sebastiano Bergamaschi, rimasto ferito nell'aggressione. Nel processo d'appello il sostituto procuratore ha ripercorso la ricostruzione già emersa in primo grado, determinante anche l'analisi del medico legale nominato dalla procura, secondo cui il colpo mortale sarebbe stato inferto con una forza elevatissima e continuata, tanto da trapassare la felpa, 4 centimetri di muscolo e lo sterno della vittima. Per conoscere le motivazioni della sentenza saranno ora necessari i previsti 90 giorni.